In occasione dei 20 anni di Radio Birichina, noi questa sera abbiamo pensato bene di caratterizzare questa serata di Festival Show con 4 momenti particolari, nel corso dei quali usciranno 5 ragazze per ogni momento e ognuna di loro rappresenterà un anno. Per ogni anno noi abbiamo pensato bene, essendo radio, di mandare la canzone più forte, la canzone che ha avuto più successo in quell'annata. Quindi scorreremo insieme, riascolteremo insieme 20 brani che sono stati in hit parade in questi ultimi 20 anni. Partiamo dal 1990, entra in scena Jessica Bortolato. Sul brano di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Un'estate italiana. 1991, Gloria Feltracco. Con questo brano degli Enigma è stato un successo internazionale del 91 e con piacere risentiamo un refrain insieme. Siamo subito all'anno dopo, 1992, rappresentato da Martina Geremia, accompagnata dagli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. 1993, Aida Diatta. Successo dance scelto dal nostro direttore artistico Stefano Favero, che ha curato questa scaletta. What is Love di Hathaway. Ma torniamo subito in Italia con un grande successo di Giovannotti, 1994, Penso positivo, rappresenta quell'anno Stefania Coldebella. Quindi eccole le prime 5 ragazze per il primo lustro a celebrare i 20 anni di Radio Birichina. Jessica, Gloria, Martina, Aida e Stefania hanno ognuna un gadget in mano. Lancio, vediamo chi sono i 5 primi fortunati. Ti ho sentita una volta suonare e mi hai preso così, sei la sola per me. Birichina è il mio pensiero d'amore. Grazie alle ragazze. Prima siamo andati dal 1990 al 1994, adesso è la volta del 1995, rappresentato da Alice Bova. Con il grande successo di quell'anno di Zucchero, Per colpa di chi. Zucchero è stato nostro ospite 15 giorni fa, quando abbiamo debuttato con Festival Show a Marostica in Piazza degli Scacchi. Adesso siamo al 1996, rappresentato da Marica Zaggia. Si può restare soli. Altro grande artista italiano, Ligabue, con Certe notti. Fu per molte settimane al primo posto in classifica nel 96. Siamo all'anno dopo, 1997, Marianna Ardau. Barbie Girl degli Acqua, brano dance molto ritmato. Adesso cambiamo atmosfera musicale con Céline Dion, 1998, Elena Mognon. My Heart Will Go On di Céline Dion, appunto del 1998. Ultima ragazza in scena, rappresenta il 1999, Greta Gasparotto.
Luna Pop con 50 special. Ecco, altri 5 anni di Radio Birichina. Ricordiamo che questo festival show stasera a Castelfranco Veneto vuole ricordare e celebrare appunto i 20 anni di Radio Birichina, radio che nasceva proprio in questi giorni, 20 anni fa a Castelfranco Veneto, su una fortunata idea di Roberto Zanella. C'è qualche gadget da lanciare fra il pubblico? Il cappellino, via, eccolo! Cappellino ufficiale di Radio Birichina 1, se l'è aggiudicato anche il direttore dell'Ascom. Complimenti a Fabio Marcolini. Vedo anche il sindaco, ma ci rivediamo più tardi. Bene, complimenti a voi. Io chiamerei Matilde però adesso con me, sono solo qua da troppo tempo. C'è Matilde? Eccomi! Eccola! Ti ho fatto uno scherzo! Meno perché male! mi sono cambiata d'abito e Mamma, quindi che eleganza! Un applauso! solo per voi, per Castelfranco Veneto, mi sono messa in lungo, va bene? Bravissima, bellissima. Grazie Paolo. Adesso abbiamo un altro lustro di anni, un altro lustro di ragazze per Esatto. celebrare i 20 anni di Radio Birichina. Partiamo dal 2000, rappresentato da Angela Rigoni. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, Brano para no verte más. La Mosca, grande successo. Yo quemaré. Siamo al 2001 con Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via. Entra in palco Giulia Bacciolo. Siamo al 2002, rappresentato da Deborah Coldebella. Tu che sei una ballerina, apprezzi queste musiche? Assolutamente sì. Continui a tenerti in allenamento, a provare? Sì, anche perché il pubblico lo sa, ma insomma, avendo due gemelline di 3 anni e mezzo ci pensano loro a tenermi in allenamento. Approfittiamo per salutare, ti ha raggiunto anche il tuo compagno da Roma, è qua con noi Esatto. stasera, lo salutiamo e lo ringraziamo. Siamo al 2003 con la canzone del capitano di DJ Francesco, Greta Catalan. Francesco Facchinetti, che tanto successo adesso sta ottenendo in televisione come conduttore, infatti quest'anno ha avuto grandi consensi con X Factor. Figlio d'arte. Esatto. Adesso siamo al 2004, quinta e ultima ragazza di questo segmento è Virginia Cocchetto. Brano di Ai Duci di quell'anno, di quell'estate del 2004. Dragostea Dintei. Bene, ecco le 5 ragazze che rappresentano altrettanti anni, hanno un gadget in mano pronti per il lancio. Via! Bene, ti lascio Matilde. Ma no, resta con me perché è arrivato un momento importante, è arrivato il vostro momento, caro pubblico di Castelfranco Veneto. Attendiamo che le ragazze escano, grazie, un applauso a queste bellissime ragazze. Caro Paolo, dicevo che è arrivato il momento del pubblico. Abbiamo un backstage ricco di ospiti, di addetti ai lavori, di giornalisti, di artisti, di amici. Permettetemi un saluto all'avvocato Vittorio Costa di Bologna che è con noi e grazie alla sua collaborazione artistica anche quest'anno Festival Show sta facendo uno scatto in avanti. Ultimo segmento di ragazze, di anni per arrivare al 2009, così abbiamo fatto questo excursus nei 20 anni di storia di Radio Birichina. Siamo al 2005, Jessica Zanesco. Entra sul brano Angelo di Francesco Renga. 2006, rappresentato da Katia Milan,
accompagnata da Simone Cristicchi. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire parasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Siamo al 2007, altro successo discografico, altra ragazza, Chiara Gasparini. Siamo proprio negli ultimi anni, No One, una canzone quindi recentissima che tuttora stiamo trasmettendo in radio, a grande richiesta, per non parlare di Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me, è dell'anno scorso e il 2008 è rappresentato da Gloria Rossetti. Non ti scordare mai di me, di ogni mia abitudine, e in fondo siamo stati insieme e non a piccolo. Eccoci al 2009 con l'ultimo grande disco di Eros Ramazzotti, Parla con me. Il 2009 è rappresentato da Erika Raccanello. Io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che hai tu. Molto bene, gadget alla mano, altro lancio a beneficio qui delle prime file. Via a tutti davanti. Bene, sul settore comunale. Allora, queste ragazze che hanno rappresentato l'ultimo lustro di Radio Birichina negli ultimi anni sono in realtà delle modelle del nostro marchio di abbigliamento Rischio. È un marchio trevigiano che si sta affermando con grande successo in tanti negozi, e finché richiamiamo in scena tutte le ragazze che hanno sfilato stasera, io cito i negozi Stile Libero in via Romanina a Castelfranco, TAC in via Chiesa a Loria, Bollicine ad Altivole e Cittadella e prossima apertura negozio Monomarca a Cornuda. Eccole quindi tutte tornare in scena e in passerella, le modelle che hanno rappresentato ognuna di esse un anno dei 20 che stiamo festeggiando in questi giorni di Radio Birichina. Indossano abiti Rischio, abbigliamento casual, e adesso noi siamo pronti anche a premiarle perché loro sono state votate da una giuria. Ogni sera noi andiamo a eleggere una Miss ufficialmente della serata, perché le 10 che selezioniamo in altre tappe del nostro tour approderanno alla finale di Verona il 3 settembre e lì questo marchio di abbigliamento fra le 10 selezionerà la testimonial per tutta la campagna pubblicitaria dell'anno prossimo. Allora, siamo pronti a premiare, ne premiamo in realtà 6 questa sera perché erano 20 le ragazze che hanno sfilato, abbiamo aumentato i premi. Abbiamo anche una Miss Radio Birichina, era doveroso questo riconoscimento. Vediamo se c'è Roberto Zanella nei paraggi. Se c'è, viene lui ad assegnare questa fascia Miss Radio Birichina ventennale, che comunque se la aggiudica Stefania Coldebella. Eccola Stefania, Miss Birichina. Stefania, siccome Birichina compie 20 anni, tu quanti anni hai? 16, giovanissima. Ecco la fascia che arriva, Roberto. Eccolo qua, Miss Birichina della serata. Roberto, un veloce ricordo di 20 anni di questi giorni. Sembra ieri mattina che abbiamo suonato la prima canzone di Little Tony, Cuore Matto. Dopo 20 anni siamo ancora qua, vuol dire che la musica anni 60 non ha stancato. Se è vero, fatecelo sentire. Grazie. Allora, quinta classificata della serata premia Maria Dalla Costa di Newspaper Rischio. Eccola qua, buonasera. Vince Miss Rischio per una notte Zircone la numero 7 Marica Zaggia.
Foto di rito. Siamo alla quarta classificata, premia Silvia Cernellin di Rischio. Vince Miss Rischio per una notte la numero 4, Aida Diatta. Eccola Aida. Terza classificata, premia Maurizio Basso di Label M. Ecco il nostro sponsor ufficiale con tutta l'equipe di parrucchieri e truccatori che seguono tutti gli artisti. E tu Maurizio premi la Miss Rischio per una notte Smeraldo, la numero 11, Angela Rigoni. Seconda classificata, premia Michelangelo Cecchetto, giornalista del Gazzettino, Miss Rischio per una notte Rubino, la numero 12, Giulia Bacciolo. Complimenti, siamo alla vincitrice della serata, colei appunto che arriverà alla finale di Verona. Prima classificata, Miss Rischio per una notte Diamante, premia Mauro Casarin, organizzatore di questa rassegna che avete intitolato simpaticamente Rischio per una notte. Sì, ringrazio le bellissime ragazze, 20 ragazze in onore di Treviso e di 20 anni di Radio Birichina. Miss Rischio per una notte Diamante alla numero 19, Gloria Rossetto. Ecco, con tanto di corona. Grazie e complimenti a tutti. Avete qualche omaggio per il nostro pubblico? C'è? Velocissime e io richiamo Matilde Brandi. Eccomi! Forza ragazze, veloci, regalati gadget. Grazie. Allora